tu satrotta milia, tu satrotta prosadi, si sposò in sto garco, l'hanno subisu in sto garco, l'hanno subisu in sto garco, imbara con la cotta, imbara con la cotta su. Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Pensate che Stephen King ci ha scritto un libro, a volte ritornano. E come fai a non venire a Montes quando è nevicato? Ce l'avevo proprio come desiderio. Non so se avete visto i video di quando sono venuto qui, che era novembre-dicembre. Questa è la caserma dell'agenzia Forestas. È cambiato un po', capito? Guarda che bello, qua. Questo era il trenino, quello di legno, ma è tutto coperto da neve. Oggi voglio andare verso Montenuovo San Giovanni. Volevo andare con gli sci veramente, però mi porto le ciaspole perché vedo che là ci sono delle tracce, ci sono passati con la jeep. Quindi magari con i sci era pure scomodo perché poi per ritornare è macello. Però mi vado a fare una bella passeggiata, poi c'è pure il sole oggi. All'ombra fa freschetto, però se metto al sole si starà bene. Guarda, l'ha fatta di neve, eh? Questo è nevicato un paio di giorni fa. Vabbè, questi sono gli accumuli. Però ci stanno bei 20 cm 30, che ha fatto. E qua c'è la solita amicetta. Ciao amicetta, ciao. C'è pure quell'altro, vedi? Lei viene sempre a cercare le coccole. E oggi è sabato e ha nevicato bene giovedì. E minchia come cambia tutto quando nevica, che figo. Se qua non ci fossero passati con la jeep sarebbe stata tutta un'altra cosa. Sta giro me lo sarei fatto con gli sci ieri e invece niente. Ma mentre cammini, no? Bisogna stare pure in campana perché dall'albero cascano sti cumuli di neve qua che stanno cazzuti. Diciamo che sono cascati un paio in testa. Ma quanto è bello vedere l'alberi gonfi di neve. Madonna. Qua c'è la sorgente, che la chiamano Fontana Bona. Quest'acqua arriva poi a quello lì e arriva fino a giù caserma. Questa è l'area di Storo di Fontana Bona. Questa qui è la strada che porta su a Montenuovo. Ora vediamo fino a andare con la jeep. Poi magari ci vengono perché devono guardare pure il bestiame.
E lì c'è la fonte. Guarda che figo, sto stazionato così, oh. Che meraviglia, oh. Ci stanno pure, guarda che roba. Ma dai, cose da pazzi, guarda. Guarda che ha fatto, te. Qua la jeep non è riuscita a salire, non c'è stato verso. Sono arrivati fino a qui e poi sono tornati indietro, quindi adesso qui mi metto le ciaspole e continuo a salire. Al sole si sta proprio bene. E vediamo un po'. Oggi volevo fare il sentierino, chiamano il sentiero Saspisanos, però non lo so, vediamo un po', vediamo come va la giornata. Ma guardate che roba, mamma mia che pozzo così, oh. Come è cambiato lo scenario, è incredibile. Dimmi te se questo non è uno spettacolo. Commenta e condividilo. Montes in Sardegna. Madonna. Immagina come potrebbe essere bello il Supramonte. Arriva fino là dove c'è il nuraghe Medeo. Ma sai quanto sarà bello lì? Guarda che roba, guarda. Mamma mia che spettacolo. No, addirittura guarda il ghiaccio dalle foglie, incredibile. No, gli devo fare una foto. Ecco, lo sapevo. Mamma mia che spettacolo, madre guarda che roba, mamma, no, cioè è proprio il non plus ultra, porco dici che bello, guarda come si sono piegati gli alberi, guarda tu Massimo. Mio Dio che spettacolo, è l'emozione proprio, madre, troppo bello.
bello. Questo è il Monte Nuovo San Giovanni. Sono quasi arrivato. A quanto pare non sono l'unico che fa queste cose. Buongiorno. Le caspole almeno. Ma siete saliti su? No, non si vedono le scale. No, È un po' difficile. Sei mai stato su? Sì, però sono stato a dicembre, quindi non c'era questa situazione. Ma si può fare, abbiamo provato a aprire il cancello. Cioè si intuiscono le scale. Ah, cosa passa lì? Non è ghiacciato che dici sempre di cancello. Dai! Qui è sotto Monte Nuovo, ha fatto un mare di neve. Io sfondo pure con le ciaspole. Si fa fatica, I ragazzi che sono saliti fino a qua saranno senza ciaspole. Anche i bastoni c'avevano. Ci saranno almeno 40 cm di neve fresca. Cambia lo scenario, ma cambia pure la fatica. Quello che mi frega è che mangio troppo. Mannaggia a me, mannaggia. Queste sono le scale che ti portano su a Monte Nuovo. Perfette, vedete quanta neve c'è. E qua si affonda così. Qui ovviamente salgo senza ciaspole, tanto c'è le scarpe buone, c'ho le ghette. Però che figo, ragazzi, anche perché da su si deve godere veramente un bel panorama. Ho dovuto fare una piccola deviazione per salire, perché qua sfonda veramente tanto qua sotto. Dopo magari scendo di qua, però qui c'è proprio un mare di neve, proprio tanto.